Ciao amici di Stranamuro Siciliano, siamo nella rubrica di Saranno Famosi e questa sera vi voglio presentare a Francesco Casisa. Francesco Casisa è un attore, ma conosciamo di più Francesco e vediamo innanzitutto com'è nato il suo amore per la recita. Ciao Francesco. Ciao. Quanti anni hai? 19. 19. E allora tu sei attore? Si dice che sono attore. Dimmi Francesco, quali film hai fatto? Ho fatto come mio primo film Il Respiro, d'attore protagonista con Valeria Colino. Poi ho partecipato in un documentario, Fantasma di Corleone, con Marca Menta. Poi ho lavorato con Giorgio Tirabassi nel film di Borsellino. E poi ora ho fatto un altro film da un anno fa, fra Buenos Aires, Sicilia, Trapani, cose varie. Abbiamo fatto un film nuovo che esce ora a fine agosto al Festival di Venezia, si chiama Nuovo Mondo. Fino a 2 giorni fa ne parlavano in televisione, sono i 2 primi film italiani che vanno al Festival di Venezia. Per il resto si aspettano altre notizie per lavorare. Dimmi, com'è nato questo tuo amore? Cioè praticamente quando è che è nato? È nato quando io avevo 13 anni, che lavoravo in un mercato di frutta e mentre stavo lavorando ho visto un po' di confusione, delle persone che non avevo mai visto dentro il mio quartiere, allora mi ci sono avvicinato. Ho detto, ma che sta succedendo? Mi ha detto a me, dice, stiamo facendo dei provini. E io gli ho detto, ma che provini state facendo? E mi hanno fatto delle domande, dice, sai nuotare? Io ho detto sì, sai guidare la Vespa? Sì, e invece non la sapevo guidare. Mi sa andare sotto acqua? Io ho detto sì. Comunque sono stato scelto e mi hanno portato una settimana. Ti sei buttato praticamente? Sì, ragazzi come noi di Palermo c'è poco lavoro, ci dobbiamo buttare ovunque. Certo. Sempre allora, nelle cose positive. E com'è finita? Com'è finita? Fino ad oggi siamo avanti noi. Hai fatto 3 film? Ho fatto 2 film da protagonista e poi delle piccolezze. Che mangi? Che c'è dentro? Non si può guardare. Ma cosa conciato? Ho lavorato con Valeria Colino, con Giorgio Tirabassi, Vincent Schiavelli, che è morto il 24 dicembre, un grande attore che ha fatto pure Ghost, quello sotto la metropolitana. Sì. Quello era un grandissimo attore. Ghost, film famosissimo. Sì, pure lui era una persona molto coraggiosa e dava molto coraggio agli altri, che era da poco che recitavano. Mi ci sono veramente trovato bene. Bene Francesco, così esattamente di dove sei tu? Sono di Palermo, del quartiere Zen, dove sono nato e sono cresciuto e ho avuto anche la fortuna di fare questo lavoro sempre nel mio quartiere, ho imparato tanto fra amici, ho imparato tanto e ora... Questo tuo amore è iniziato da piccolo naturalmente, come hai detto? Da piccolo, a 13 anni.
Va bene Francesco, complimenti. Grazie, complimenti anche a voi e spero che vada tutto bene. In bocca al lupo. Va bene amici, abbiamo conosciuto Francesco Casisa, attore, per chi fosse interessato a Francesco anche per una parte o per un film anche, si può rivolgere o a Francesco stesso o anche a noi, Strano Amore Siciliano, chiamando i nostri numeri che vedete in sovraimpressione. Bene, ciao da Alberto e ciao da Francesco. Ciao Grazie a amici. tutti, ciao. Ciao. Oh yeah!